Mi trovo davanti al Tribunale di Padova perché qui oggi vengono presentate le mascherine prodotte dai detenuti del carcere di Padova grazie alla cooperativa Giotto. L'iniziativa è del volontariato e il volontariato riesce a valorizzare anche in tempo di estrema difficoltà i valori positivi che possono essere trovati. Quanti detenuti sono occupati in questo progetto e quante mascherine contate di produrre? E abbiamo recuperato, che altrimenti sarebbero stati bloccati in sezione, 6-7 detenuti e 2-3 operatori e riusciamo oggi a produrre oltre 1000 mascherine al giorno, che equivale a 100.000 mascherine, perché ognuna di queste ha garantiti 100 lavaggi, quindi è come se noi producessimo 100.000 mascherine al giorno, personalizzate in tessuto, certificato, il materiale di origine, con i trattamenti adeguati, quindi la giusta mascherina per i cittadini. E con addosso allora la nuova mascherina prodotta dai detenuti della cooperativa Giotto. Buongiorno Mattino.